La palazzina di neuroscienze si arricchisce di una stroke unit, nuove sale operatorie di neurochirurgia e un nuovo angiografo biplano unico in regione. Un investimento importante di 6 milioni e 750 mila euro dalle casse della regione e dal PNRR. Un investimento di 6 milioni 319 mila euro che testimonia l'attenzione che la Regione del Veneto ha nei confronti della sanità veneta, in particolare appunto di quella padovana, che deve essere comunque sempre all'altezza della storia che ha e dell'eccellenza che rappresenta. La stroke unit è costata 1 milione e 160 mila euro a 8 posti letto per pazienti con ictus, 4 posti per il monitoraggio in subintensivo, una stanza centrale di monitoraggio e una palestra per la riabilitazione. Adesso abbiamo uno singolo stroke team formato dai medici della clinica, della stroke unit e anche della UOC del Sant'Antonio, e quindi è un grande lavoro di squadra che spero e sicuramente sta già migliorando i risultati per i nostri pazienti. 2 le sale operatorie ristrutturate per un investimento di 3 milioni e 620 mila euro. Queste tecnologie sono di fondamentale importanza in neurochirurgia e rendono il lavoro sicuramente anche più stimolante per il neurochirurgo, ma soprattutto più safe, più sicuro per il paziente, che è l'obiettivo che dobbiamo tenere al primo posto. L'angiografo biplano, uno strumento per la diagnostica, presente in pochissime realtà italiane e unico in Veneto, è costato 1 milione e 540 mila euro, fondi arrivati grazie al PNRR. È uno strumento che passa quelle che sono già oltrepassa il elevato livello tecnologico già presente in Regione. Questo è un punto importante, io ci tengo sempre a sottolineare questo aspetto. In Regione esistono apparecchiature di altissimo livello, non solo esisteva qui una macchina molto performante, questa qui alza ulteriormente, è una terza generazione di strumentazione di sala angiografica che davvero ci consente di fare quel passo in avanti che era necessario.